1,74 m di altezza, occhi verdi e capelli castano chiaro. Sarà la 21enne Federica Ciriani, nuova portabandiera del fascino friulano, a contendersi con altre 59 ragazze lo scettro di più bella d'Italia. Federica, che è nata a Spilimbergo e studia economia alla Cattolica di Milano, si è conquistata la corona di Miss Friuli Venezia Giulia venerdì al Parco delle Rose di Grado, lo stesso luogo che portò fortuna ad Attina Covassi, eletta Miss Friuli l'anno scorso e arrivata poi terza a Miss Italia. L'abbiamo sentita subito dopo l'incoronazione. È indescrivibile, non me ne rendo ancora conto, tremavo e è stata un'emozione fortissima, è stata un'emozione veramente forte. Adesso mi sono tranquillizzata un pochino, ma prima ero proprio confusa, non mi rendevo conto di niente. Sono stata semplicemente me stessa e mi sono vissuta la serata come meglio potevo, senza mettere in programma niente, senza aspettarmi niente. Quello che succedeva e è successo e sono felicissima. Adesso la prossima tappa per Federica sarà il 12 settembre a Salsomaggiore. Penso di vivermela momento per momento, attimo per attimo, senza aspettarmi niente di particolare. Spero di viverla al meglio e è sempre un'esperienza che aiuta a crescere, penso. Quindi me la vivrò come meglio potrò. A sostenerla tra il pubblico c'era la mamma, che le ha dato un solo consiglio. Ha detto di credere in me stessa e basta, di credere in me e andare avanti. Tutto qua. Un grande sogno, non ci credo ancora, però è qui ed è vero.